Terribile schianto nella notte lungo la Treviso Mare a Roncade. Muoiono un 31enne, una 24enne e una 53enne. I testimoni, un boato come un'esplosione. Salgono a 29 le croci sulle strade della Marca da inizio anno. Altra tragedia nel pomeriggio a Mirano. Bimbo di 10 anni travolto da una vettura mentre corre in bicicletta. Il piccolo muore sul colpo. Aggredisce la moglie a colpi di martello, ma l'arnese si rompe e l'uomo cerca un coltello, permettendo alla donna di salvarsi. Arrestato a Padova un 43enne marocchino. 34enne di Asolo esce di strada sotto un nubifragio e finisce nel Muson. L'uomo esce dall'auto e si aggrappa ad un ramo mentre la corrente trascina la vettura. I carabinieri si tuffano e lo salvano. Il racconto dell'uomo commosso e dei militari eroi. Chiesa gremita e commozione a Stoccareddo di Gaglio per i funerali di Riccardo Baù, morto nell'esplosione del residuato bellico durante la ristrutturazione della casa. Primo festival regionale degli Empori di solidarietà del Veneto. A Venezia si è dato appuntamento un settore che aiuta ogni anno più di 150.000 persone con 62.000 quintali di eccedenze alimentari. In scena a Padova a febbraio e a Treviso a marzo con il suo nuovo Arlecchino parla l'attore Andrea Pennacchi, un'occasione anche per riflettere sull'attualità e il suo Veneto. Tutto pronto per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. I club dei tifosi nerazzurri nella Marca si organizzano per guardare la partita e sognare la vittoria. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Apriamo con la cronaca e con la tragedia che si è consumata qualche ora fa nel pomeriggio a Mirano, in provincia di Venezia. A perdere la vita un bambino di appena 10 anni. Si trovava in sella alla sua bicicletta quando da una prima ricostruzione sarebbe stato investito da un'auto, un Audi per l'esattezza. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico dalle forze dell'ordine intervenute per i rilievi insieme ai sanitari del SUEM che hanno tentato a lungo di rianimare il bambino, ma purtroppo per lui non c'era più nulla da fare sul posto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. E schianto nella notte lungo la Treviso Mare, nel Trevigiano a Roncade, coinvolti 3 mezzi. 3 le vittime, altrettante le persone rimaste ferite. Salgono così a 29 le vittime sulle strade della Marca da inizio anno. È da poco passata l'1 di notte quando il rumore della pioggia che sta scendendo in quel momento viene interrotto da quello che qualche residente descrive come un boato. Pensavo che qualcosa fosse esploso, è stato impressionante, racconta chi vive a pochi passi da dove si è consumata l'ennesima tragedia sulle strade della Marca. Sull'asfalto oggi restano i segni di quanto accaduto. Da una prima ricostruzione della polizia stradale di Vittorio Veneto, una Polo proveniente da Treviso che viaggiava in direzione Jesolo e un furgone Mercedes da 9 posti che sopraggiungeva dalla direzione opposta si sono scontrati frontalmente ai piedi del cavalcavia lungo la Treviso Mare all'altezza di Roncade a 2 passi dal centro commerciale L'Arsenale. Un impatto violentissimo, il van finisce nella scarpata che affianca la regionale 89. In pochi istanti sul posto arrivano i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM. Ho sentito ma una botta normale, ma ho le finestre chiuse, tutto chiuso, non ho sentito niente, ho visto trambusto, ambulanze, polizia e macchine che rallentava, nient'altro. Poi ha saputo cosa era successo? E dopo sono dentro perché mi dispiace e dopo ho saputo stamattina sul telefono cosa è successo. Per Ludovico Brunello, 31 anni di San Biagio di Callalta, per la collega Valeria Orsoni, 24 anni di Treviso, che viaggiavano a bordo della Polo, e per Dominga Orsato, 53 anni di Asolo, al volante del Mercedes non c'è purtroppo più nulla da fare. Coinvolto anche un terzo veicolo, sopraggiunto pochi istanti dopo lo schianto, feriti in modo non grave i 2 uomini a bordo di 34 e 42 anni e il 56enne che si trovava sul sedile del passeggero del van. Cosa sia successo lo potranno chiarire solo le indagini della Polstrada di Vittorio Veneto, intervenuta per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica del sinistro. Sulla carreggiata e sulla vicina scarpata restano i resti dei 2 mezzi, pezzi di lamiere volati anche a diversi metri di distanza. L'asfalto in quel momento era particolarmente viscido a causa della pioggia. Piovigginava, sì. Prima pioveva, ha piovuto tanto. E dopo piovigginava. Ora, di fronte a 3 vite spezzate, si torna a parlare della pericolosità della Treviso Mare. La Treviso Mare è nata pericolosa, gli ha fatto una superstrada in mezzo ai campi, in poche parole. Se non succede in fondo dove si deve fare la rotonda, succedeva un po' più in qua, ma succede sempre incidenti qua, sempre. Sono 4 le comunità sotto shock per la morte di Ludovico, Valeria e Dominga. Il ricordo di chi li conosceva e poi quello che dicono i genitori del 31enne di San Biagio di Callalta è una cosa
straziante, un dolore grandissimo. No, ma scherzi, Ludovico? Sì. No, mamma mia, che tragedia. La notizia della tragedia sulla Treviso Mare e della morte di Ludovico Brunello arriva a Cavriè di San Biagio di Callalta, dove il 31enne viveva con la famiglia come un macigno. Il ragazzo abitava in questa villetta con i genitori, la mamma infermiera al Cafoncello, dove lavora anche il padre. In via Valdrigo, a poche centinaia di metri da dove ha perso la vita ieri pomeriggio Dina Zanatta, travolta da dei blocchi di cemento caduti da un tir. Il quartiere è ancora sotto shock per la tragedia della 76enne. Questa mattina si è trovato ad affrontare un altro profondo dolore. La famiglia Brunello era arrivata a Cavriè quando Ludovico, figlio unico, aveva 9 anni. I vicini lo ricordano così. Sì, si frequentava sempre con i miei figli, qua veniva spesso a giocare, sì, lo conoscevo bene. Dolcissimo, simpaticissimo, era... Mamma mia, che brutta cosa mi ha detto. Mamma mia, poveri genitori. È mancato da poco anche la mamma di lui, la nonna, mamma mia. I genitori oggi sono chiusi nel loro straziante dolore. Rispettate il dolore, per favore, capite il nostro dolore, che è grandissimo, è una cosa spaventosa. Ludovico aveva frequentato l'istituto Alberini, dove era nata la sua passione per la cucina, ma amava molto anche viaggiare, aveva trascorso un periodo negli Stati Uniti e sembra stesse progettando un altro viaggio, forse in Australia. Da qualche anno lavorava come chef nel pub Helmut di Treviso, dove aveva conosciuto Valeria Orsoni, 24enne, originaria di Castelfranco e che ora risiedeva nel capoluogo della Marca. Nel ristorante dove 2 ragazzi lavoravano nessuna ha voglia di parlare, lo shock è troppo grande. Sotto shock anche Asolo, dove abitava la 53enne Dominga Orsato, la terza vittima dello schianto di Roncade. Ferito il 56enne che viaggiava al suo fianco, molto conosciuto nell'asolano per la sua attività nel settore del trasporto persone. Voglio esprimere le condoglianze a tutta la sua famiglia, a tutti i suoi amici, a tutti i suoi parenti, non solo a nome mio, ma a nome di tutta la città. Sono 4 le comunità sconvolte da quanto accaduto. Oltre a Roncade, dove si è consumata la tragedia, ci sono Asolo, San Biagio e Treviso, dove le 3 vittime vivevano, ricordate dal sindaco Mario Conto in un post su Facebook. Ho appreso con tristezza la notizia della morte in un terribile incidente stradale di Ludovico, Valeria e Dominga. Ora è il momento del silenzio e della preghiera. A nome della comunità porgo le più sentite condoglianze alle famiglie, scrive il primo cittadino di Treviso. Per la collega di San Biagio di Callalta, Valentina Pillon, sono ore difficili. Ieri sera era arrivata in via Valdrigo per portare la vicinanza dell'amministrazione alla famiglia di Dina Zanatta e poche ore più tardi è tornata nuovamente qui dalla famiglia Brunello per incontrare i genitori di Ludovico. È stata un'altra tragedia che va a sommarsi a quella di ieri, che ci lascia di nuovo senza parole, perché sapere che un giovane ragazzo ha perso la vita in un tragico incidente, nonostante tutto quello che si cerchi di fare per quanto riguarda la sicurezza stradale, davvero la nostra vicinanza a tutta la famiglia. Aggredisce la moglie a colpi di martello, ma l'arnese si rompe e la donna riesce a mettersi in salvo. Arrestato a Padova un 43enne marocchino. Il suo obiettivo era uccidere la moglie, l'ha aggredita prima con un martello e poi, quando l'arnese si è rotto, con un coltello. Fortunatamente l'uomo, un 43enne marocchino, è stato bloccato dal padre della donna che è riuscito a disarmarlo. La violenza è esplosa ieri pomeriggio in un appartamento di Via Vivanti nel quartiere Guizza a Padova, dove una 38enne marocchina è stata aggredita dal marito che, armato di martello, è riuscito più volte a colpirla alla testa. La donna si trovava a casa dei genitori in attesa dei figli che uscivano da scuola. Non si capisce come mai il marito abbia deciso di raggiungerla lì e di entrare in casa. Sconosciuti anche i motivi all'origine dell'aggressione. Dopo averla colpita alla testa, il martello si è rotto e così il 43enne ha cercato di raggiungere la moglie con un coltello preso in cucina. Grazie all'aiuto del padre di lei, l'uomo è stato disarmato e la donna è riuscita a scappare. All'arrivo della volante della polizia, l'aggressore si era già allontanato, ma è stato rintracciato non molto distante dalla casa di Via Vivanti, dall'altra volante del commissariato Stanga. Il marocchino di 43 anni, irregolare sul territorio, è stato arrestato per tentato omicidio e portato in carcere.
tragedia sfiorata ieri sera ad Asolo, dove un giovane è uscito di strada finendo con l'auto nelle acque del Muson dei Sassi in piena. Solo il coraggio di 2 carabinieri che si sono gettati nel fiume ha evitato il peggio. Quando hai sentito la mano del carabiniere che ti prendeva, cosa hai provato? Ho baciato la mano. Io gli ho baciato la mano. Ha baciato le mani che l'hanno preso prima che la corrente del fiume se lo portasse via. Il 30enne Cristian Zilio deve la vita a questi 2 carabinieri che ieri notte sono intervenuti in questo tratto del Muson dei Sassi. Siamo verso le 23 in via del Maglio a Villa d'Asolo e Cristian sta tornando a casa dopo il lavoro alla guida della sua Range Rover. Sceglie di percorrere questa strada stretta e senza illuminazione. Da poco si è calmato un nubifragio e a lato il fiume è in piena. Appena la ruota ha toccato l'erba, la macchina mi ha proprio portato fuori. A questo punto il SUV si capovolge e sprofonda nel fiume con l'acqua che inizia ad entrare nell'abitacolo. Là ho visto la morte in faccia, perché quando vedi l'acqua entrare non si respira più. Ho tentato di mantenere la calma, ho fatto un lungo sospiro. L'ha urlato tante volte: non voglio morire, ha urlato forte. Ci vuole veramente istinto, forza di volontà per uscire in quelle situazioni. Sì, un attimo riuscire a mantenere la calma, quei secondi che mi sono bastati per almeno avere la lucidità di abbassare il finestrino, prendere un colpo d'aria e passare sotto. Pochi secondi prima che la corrente fortissima si portasse via l'auto. Era così forte l'acqua. Ma guardi, ha portato via tutto, e anche una macchina da 15 quintali, trasportarla per quasi 1 chilometro vuol dire che la corrente era molto 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 forte. A quel punto l'istinto porta Cristian a cercare un appiglio. Per fortuna ho trovato un ramo, perché il primo che avevo trovato si è spezzato e sono andato in giù ancora. Per fortuna ne ho trovato uno che sono riuscito ad appendermi e sono stato là in balia dell'acqua, della corrente. Ho urlato che adesso non ho neanche più la voce, ho urlato come un forsennato e per fortuna ci sono delle persone molto qualificate che mi hanno salvato la vita per l'ennesima volta. Li ringrazio e li ringrazio tanto perché hanno rischiato la vita anche loro. Le urla di Cristian vengono sentite da un residente che allerta i carabinieri di Asolo. Lì abbiamo sentito delle urla, delle richieste di aiuto, le abbiamo seguite addentrandoci nel buio e lì abbiamo trovato l'automobilista che era ancora in acqua. Con l'aiuto di una torcia siamo riusciti a individuarlo in acqua aggrappato a un ramo. Solo vedendo con la luce del giorno il percorso che hanno fatto i 2 carabinieri ci si rende conto della difficoltà del soccorso. Ma non c'è tempo per attendere rinforzi, così i 2 militi dell'Arma decidono di agire. Non potevamo aspettare altro tempo e quindi il primo a tuffarsi in acqua sono stato io, aggrappandomi a un ramo e poi il mio collega, anche lui si è tuffato in acqua e siamo riusciti a portarlo su e a tirarlo in salvo. Arriva un'ambulanza che carica Cristian con una spalla lussata per le botte e numerosi graffi in tutto il corpo, ma vivo, mentre i 2 carabinieri vengono portati all'asciutto dai colleghi giunti in rinforzo dalla stazione di Asolo. Oggi l'incontro voluto da Cristian Zilio per ringraziare pubblicamente chi l'ha salvato. Vi ringrazio per la prontatezza, per il coraggio che avete avuto nel salvarmi la vita. Siete stati veramente degli eroi. Perché ci vuole tanto coraggio per buttarsi nel buio tra questi rami e finire nella corrente di un fiume in piena. Non avete avuto un po' di paura? Paura no, è il nostro dovere questo e quindi abbiamo pensato a salvare una vita umana. Chiesa gremita, Stoccareddo per il funerale di Riccardo Baù, ucciso da un tubo esplosivo mentre lavorava a casa. Noi oggi non avremmo voluto essere dove come comunità cristiana siamo nel dolore, siamo nelle lacrime, nella rabbia, nell'incredulità, soprattutto la bella famiglia di Riccardo. Posso chiedervi una cosa? Vi provate un attimo solo ad alzare in piedi, un secondo, e voltate. Questo è il bene che ha seminato Riccardo. In tanti, tantissimi hanno partecipato al funerale di Riccardo Baù, il 30enne di Stoccareddo ucciso da un tubo esplosivo usato nella Grande Guerra, inserito per armare il muro di casa dove erano in corso lavori di sistemazione. Uno shock per un'intera comunità che si è stretta attorno alla famiglia di questo giovane tanto amato in paese. Ci sentiamo spiazzati,
dispersi, come dentro a un vortice che ci schiaccia a terra. Così Don Federico Zago nell'esprimere quel dolore incolmabile, inaccettabile della perdita di un figlio, di un fratello. In un momento come questo è difficile pronunciare parole che possono scendere dentro un cuore che è lacerato dal dolore e sostenere quei tanti nostri perché no, che si annidano in maniera insidiosa nella parte più profonda di noi stessi. Il silenzio ci vuole. Ci vogliono secondo me anche le lacrime. Per l'intera giornata il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, ha proclamato lutto cittadino per rendere omaggio a Riccardo, un ragazzo di cui tutti ricordano il sorriso buono. Cerchiamo di farci forza, cerchiamo di comprendere ed essere compresi, cerchiamo il perdono, cerchiamo anche la speranza. E ricordati, noi non stiamo celebrando la tua morte, noi stiamo celebrando la vita, quella vita piena della quale tu oggi godi nell'infinito di Dio. Cambiamo argomento, andiamo a Venezia per il primo festival regionale degli Empori di solidarietà del Veneto. Decine di realtà con migliaia di volontari che hanno aiutato e aiutano decine di migliaia di persone in difficoltà. Negli ultimi anni in Veneto la rete degli Empori della solidarietà è cresciuta in maniera esponenziale. Nel 2015 ne facevano parte solo 7, oggi sono 28 e per la prima volta in assoluto si sono ritrovati a Venezia per il proprio primo festival. San Francesco diceva tutti uniti, uno per tutto donare, è la prima volta che 28 empori solidali si conoscono, cercano anche di scambiarsi delle idee, chi fa cosa, quanti siamo, dove operiamo, e questo lo trovo molto importante perché senza rete non vai da nessuna parte. Trovarci insieme vuol dire condividere quello che stiamo facendo, ma soprattutto poter fare dei progetti mirati, soprattutto in grande, perché si possa divulgare sempre di più l'aiuto, evitare lo spreco e tutte queste risorse che secondo noi condivise potrebbero dare molto molto di più. Grazie agli Empori, gli sprechi alimentari e non solo si trasformano in risorse da distribuire alle persone che ne hanno necessità, in un'ottica in cui la gioia che si prova a donare diventa un regalo a se stessi, in un ambito di solidarietà che anche aiuto al reinserimento sociale. Noi proprio per definizione dobbiamo dare alle persone che aiutiamo tutti gli strumenti per uscire dalla povertà in cui sono, che naturalmente ci sono vari tipi di povertà, c'è povertà economica, povertà culturale, insomma tutte le povertà che si approcciano, diciamo, alla nostra realtà. Noi proprio per definizione li aiutiamo ad uscire e a reinserirsi in quello che è la società, il sociale. Il punto di partenza è questo, arrivare e creare lavoro per queste persone, dare dignità a queste persone, creare veramente una vita diversa, un modo di operare diverso, specialmente coinvolgendo i giovani. Abbiamo visto con questo progetto importante dell'acquaponica per gli orti sociali l'importanza di dare ascolto a questi giovani che forse sono più illuminati e sanno veramente centrare l'obiettivo più di noi. Arlecchino, il nuovo spettacolo di Andrea Pennacchi in scena a febbraio e a marzo a Padova e a Treviso. Svesti i panni televisivi del Poiana per indossare quelli classici della commedia dell'arte di Arlecchino. Andrea Pennacchi, che diretto da Marco Baliani, sarà uno dei protagonisti della stagione 2023-2024 del Teatro Stabile del Veneto. Noi partiamo da un tentativo di mettere in scena effettivamente il servitore di due padroni, però ci accorgiamo che non ce la facciamo e dal delirio, diciamo, dalla totale disperazione invece costruiamo un racconto nuovo. Se pensi ai nostri giorni non si sente di parlare di censura. Andrea Pennacchi. Io non ho paura di niente, allora diciamo non la definirei proprio una censura, c'è la rimozione di alcune cose che non è, se guardi bene, sembra un gioco di parole, invece in realtà per uno che vive di parole è una cosa importante perché c'è da un lato e dall'altro. La cosa che mi spaventa di più in realtà non è una fantasmatica censura, ma il fatto che interessi sempre a meno parte dell'audience, del pubblico, questa questione, la questione della verità, la questione del poter dire tutto quello che si pensa. Treviso, Venezia, Padova, fare teatro in queste tre città del Veneto?
posso parlare male dei miei feudi, no? Nel senso che io amo la mia terra e faccio punto d'orgoglio il fatto che ad esempio quando faccio spettacoli satirici siano ben accolti proprio qui dove nascono, perché e lo dico quando poi giro per l'Italia con gli spettacoli, i veneti hanno un senso dell'umorismo, hanno un'autoironia fortissima che i cliché sul Veneto non lasciano trasparire, invece ce li abbiamo. Sale la febbre da finale Champions per i tifosi dell'Inter. Tu sei quanto di Milano, quello stemma sopra il cuore, rappresenta il primo amore. Il nostro DNA, il nostro minimo comune denominatore è quello di stare assieme e stasera saremo tantissimi e sarà una festa appunto per questo, perché alla passione non c'è costo per la passione. Saranno circa un centinaio questa sera i tifosi dell'Inter per vedere la loro squadra del cuore disputare la finale di Champions contro il Manchester City. Da Istanbul a Ponzano Veneto, chi non è riuscito a partire per seguire la beneamata ha organizzato questo momento di condivisione e gioia. Ho dato vita a questo club e è nato da una persona che non c'è più, che si chiama Adriano, che ringraziamo, che portiamo sempre con noi. E niente, noi ci ritroviamo qui per stare insieme, per vivere l'Inter e per divertirci, per creare un gruppo di amici che vivono serenamente una passione. Questa sera un'importante partita, ve l'aspettavate di arrivare fino ad Istanbul in finale? Sinceramente no, però sono contentissima perché so che i ragazzi comunque vada daranno il massimo. Pronostico? Diciamo che l'unico pronostico che posso fare è quello dell'accostamento ad aver già vinto un campionato, una finale europea qui con l'Italia, e quindi incrociamo le dita e tutto il resto. Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. La gente che ama soltanto te. Siamo in chiusura, vi lascio il meteo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. L'alta pressione fa fatica a consolidarsi sull'Italia e quindi proseguiranno giornate all'insegna della variabilità. Il dettaglio di domenica 11 giugno. Sul Veneto avremo schiarite anche ampie, verso pomeriggio però locali annuvolamenti con precipitazioni sui monti, localmente fin verso le pianure limitrofe, ma insomma si tratterà di episodi temporaleschi in linea con la stagione. Temperature stazionarie minime tra 16 e 18 gradi, massime tra 25 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo in genere poco nuvoloso. Sarà probabile qualche addensamento sui rilievi al pomeriggio con isolati piovaschi. Temperature minime sui 16-19 gradi, massime sui 27-29 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza di sole e nubi con temporali sparsi. Temperature minime intorno ai 16-19 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Ad accogliervi sarà Conegliano.